Cari amici, ben ritrovati, la via dei presepi ritorna. Buon Santo Stefano a tutti. Dopo esserci riempiti la pancia con panettoni e quant'altro a Natale, abbiamo ricontinuato il nostro percorso nel territorio trevigiano. Siamo qui a Riese Più Decimo e siamo in compagnia di Gianluca Bontalenti, che è un rappresentante del gruppo Amici del Presepio di Riese Più Decimo. Gianluca, raccontaci un attimino come si svolge quest'anno la vostra natività. Ciao a tutti, innanzitutto benvenuti qua a Riese. Anche quest'anno siamo lieti di presentare il nostro presepio. Quest'anno in particolare siamo orgogliosi di festeggiare i 160 anni dell'ordinamento e sacerdozio di Papa Pio X a Tombolo, e infatti nella prima scena potete vedere uno scorcio di Tombolo e della vita della piazza e di quello che era insomma il tempo. Poi proseguendo c'è un riferimento alla villa di Galliera dell'imperatrice con cui Pio X aveva un certo legame. Proseguendo ancora ulteriormente potete vedere il rifiuto a Maria e Giuseppe dell'alloggio con uno sfondo dell'asilo di Riese, che è sempre legato alla figura di Pio X, e poi a proseguire la natività accompagnata da Venezia e dal Giorgione del Castelfranco Veneto, che sono sempre scene che ricollegano la vita del nostro caro concittadino. Gianluca, volutamente nel excursus nel quale mi hai accompagnato a visitare il presepe e nelle riprese abbiamo volutamente saltato alcuni particolari, altri li abbiamo messi dentro. Una certosina ricerca della precisione da parte del gruppo. Certamente il dettaglio fa la differenza per queste ambientazioni e noi cerchiamo sempre di dare il meglio da questo punto di vista, perché la ricerca appunto di ricostruire il più esattamente possibile la scenografia e l'ambientazione del tempo è molto importante. Noi ogni anno rinnoviamo circa un terzo del presepio, ma della parte che rimane noi aggiungiamo o miglioriamo i dettagli, quindi anche se la struttura rimane la stessa, aggiungendo dettagli sembra una scena completamente nuova. Quindi invitiamo veramente tutti a venirci a visitare, a soffermarsi e a controllare, a perdere quei minuti in più per vedere com'è la cura maniacale quasi che dedichiamo alle scene. Gianluca, Santo Stefano ormai è finito, ma il vostro presepio rimane aperto. Quali sono gli orari e dove trovarvi? Allora, potete trovarci fino all'Epifania tutti i giorni del pomeriggio, dalle 14 alle 18:30, nei festivi dalle 9 di mattina alle 12 e dalle 14:30 alle 19. Poi tutte le domeniche di gennaio fino all'ultima domenica siamo sempre aperti e vi aspettiamo. La via dei presepi si conclude, la puntata di Santo Stefano è finita, speriamo vi sia piaciuta. Io e Gianluca, e a nome del gruppo Amici del Presepe, vi facciamo i migliori auguri di buon anno che sta arrivando alle porte e di un buon 2019. Auguri.